Un buon clima al di là di ogni più rosea aspettativa. È soddisfatto il presidente del Veneto Luca Zaia dopo il primo vertice al CONI sulle Olimpiadi invernali del 2026. Si è parlato di budget e dei prossimi appuntamenti che attendono le candidate italiane Cortina e Milano da qui a giugno, quando il CIO decreterà il vincitore. E mentre il presidente del CONI Malagò ha annunciato che non ci sarà un comitato promotore per snellire l'operatività, la gestione e gli aspetti burocratici, si lavora alla partita delle risorse. In Veneto si dice che non servono i soldi, bastano le idee, quindi andiamo avanti. Faremo metà e metà, ha commentato a proposito delle risorse il sindaco di Milano Giuseppe Sala, 50% dunque da Milano e Lombardia, l'altro 50% da Cortina e Veneto. Ma su un eventuale ripensamento del governo, Zaia comunque è ottimista. In Veneto è un fiume in piena, quindi tutti si interessano di queste Olimpiadi. Noi dobbiamo fare un bel lavoro e far bella figura al Veneto e alla Lombardia. E dall'altro sicuramente in base alla qualità del lavoro ci sarà poi anche un potere di attrattività rispetto alle risorse private. Abbiamo la partita delle garanzie, ma insomma andiamo avanti. Io spero sempre, sono un inguaribile ottimista, che il governo poi alla fine sia al nostro fianco.